Buonasera e ben tornati a Tre, il podcast culturale di Sardegna Gol. Come in regia c'è Roberto Di Sì, come sempre, e oggi abbiamo il piacere di ospitare qui con noi Antonio Lai. Ciao Michele. Ciao Antonio, grazie di essere qui. Antonio, classe 67, cagliaritano, sei un giornalista, sei un musicista e oggi sei qui anche nelle vesti di saggista, di scrittore. Sì, ho scritto un libro Hai scritto un libro. sulla materia che mi interessa di più, nel senso che sono nato proprio all'ombra di questi grandi personaggi, proprio negli anni 70, come cantautore. Quindi ho scritto un libro sui cantautori, il cui titolo è anche molto evocativo. Io, cantautore, in riferimento proprio ad Asimov, a dimostrazione del fatto, ecco, che come l'automa di Asimov dipendeva da una suprema volontà umana, anche il cantautore negli anni in cui sono nati, soprattutto quelli sessantottini, aveva bisogno di liberarsi dalla, diciamo così, dalla supremazia delle major discografiche, proprio perché imponevano un determinato canone espressivo, determinati canoni anche canori che i cantautori, di cui i cantautori volevano liberarsi per promuovere le loro canzoni impegnate. Ecco, la prima domanda che mi viene da farti è: che cosa differenzia un cantautore da un cantante autore delle proprie canzoni? Penso che ne so, ad esempio Ramazzotti. Certo. Beh sì, allora, questa è proprio la teoria principe del lavoro che oggi mi sono portato a fascicoli proprio per trovare subito gli argomenti. Allora, secondo la mia teoria, ovviamente la mia convenzione, che ovviamente non è obbligatorio abbracciare a tutti i costi, però io sono convinto che il cantautorato, adesso che lo conosciamo da quasi 40 anni, ricordiamo che Venditti festeggia proprio in questi giorni 40 anni da Notte prima dell'esame, che è una delle canzoni sue più nuove, figuriamoci quelle degli anni 60. Canzone iconica ormai. Iconica, però ricordiamoci appunto quelle degli anni 60, quindi ci sono canzoni di Venditti che hanno quasi 60 anni, non 40. Ecco, quella è l'argomento principe. Cosa ci vuole per fare, quali sono gli ingredienti per fare di un artista un cantautore? Ce lo raccontano tre artisti in particolare, cioè il grandissimo Fred Buscaglione, torinese, classe, non me lo ricordo, però forse era del 25, qualcosa del genere. Ce lo racconta Carosone, invece napoletano di origini africane, poi ce lo racconta il grandissimo pugliese, italianissimo e celebratissimo Domenico Modugno. Ecco, questi tre sono gli albori, la nascita del cantautorato. Quindi ci danno loro gli ingredienti. Tre grandissimi. Tre grandissimi. Il cantautore deve saper cantare, scrivere principalmente la musica, i testi e riuscire a cantare. Però manca ancora un quarto ingrediente, ecco perché questi tre sono il Big Bang. Buscaglione era un musicista inarrivabile, tra l'altro la sua carriera nasce proprio qua, dove siamo noi adesso. Sì, a Cagliari. Proprio qui, vicino alla porta di Palabanda, tra questa e Ismirrionis, dove c'erano le sale prove. Lui è stato scoperto da un direttore d'orchestra americano, Buscaglione era agli arresti durante la guerra e scattava, lo scat. Sì. Quello che faceva Dalla, purtroppo adesso Dalla non c'è più, ma è come se ci fosse. La tecnica vocale jazzistica. Bravissimo. Lui per passare il tempo, per trascorrere il tempo agli arresti, cosa faceva? Si metteva a scattare, si inventava degli strumenti, fischiettava. Ovviamente, orecchia di musicista, tu mi insegni, insomma siamo due musicisti, il direttore d'orchestra di questa orchestrina jazz americana se ne accorge, quindi gli chiede: ma scusa, ma tu suoni qualcosa? Sì, qualcosa, tutto praticamente. Era un polistrumentista puro, quindi suonava fisarmonica, violino, chitarra, pianoforte, tutto. È anche un grande showman, se Uno si possa showman aggiungere. ovviamente incredibile, quindi proprio qua a Cagliari muove i primi passi, ma li muove per ben 10 anni con i fratelli Pisano alla sezione ritmica e basso, e va avanti per tutta la sua carriera, i primi 10 anni di carriera. Cosa succede? Che questo caro Fred Buscaglione, torinese di nascita e sardo d'adozione a questo punto, aveva questo genere incantevole, americano, faceva il verso agli americani, era un americano nato in Italia. Però scriveva canzoni meravigliose,
metteva sulle parole che erano dei testi, diciamo così, metricamente perfetti e avevano anche un senso nel loro contesto. Quindi i tre ingredienti c'erano perfettamente. Cantante, ottimo cantante, buona voce, interprete, musicista, però mancava l'impegno sociale nei testi. Ecco cosa fa di un cantautore. L'intuizione di usare la canzone italiana come veicolo di messaggio. Lo stesso capita per il caro napoletano, il suo perfetto speculare artista, collega napoletano, okay? Che cosa fa? Scrive, compone, suona in maniera meravigliosa, addirittura era un virtuoso del pianoforte. Tant'è vero che l'Italia a un certo punto si divide tra simonettiani e carosoniani, due stili di piano totalmente diversi ma due virtuosi. Ecco che Carosone che fa? Mette in piedi una band, una band anche per certi versi pirotecnica, perché il suo batterista Gegè Di Giacomo era un pazzo, era uno che si alzava dalla batteria e incominciava a suonare tutto, suonava il pavimento, il pianoforte, incominciava a suonare tutto il palco, la gente rideva, quindi era una big band all'americana, proprio come si usava in quegli anni. Però anche lui, il messaggio, diciamo così, sociale, non l'aveva raggiunto, l'aveva sfiorato perché il caro Carosone, aveva sfiorato il messaggio perché era un documentarista. I suoi testi erano dei documenti, che ne so, porte canzoni con un stemma a rete, cioè praticamente il jeans con tanto di pataccone Wrangler, Levi's. Lui ha saputo cogliere un'epoca che era assolutamente esterofila nei confronti degli Stati Uniti. Quindi lui ha fatto un mezzo passo in avanti. Quindi Buscaglione, Carosone e poi Modugno. Ecco che con Modugno arriva proprio l'impegno. L'impegno anche, oserei dire, politico, perché proprio usa delle figure retoriche, usa dei personaggi, delle metafore incredibili, per gli animali. Ubisci spada. Accidilo, piglialo, piglia la fiocina, uccidilo. Una storia di innamoramento, di amore tra due pesci spada. La femmina viene catturata dal pescatore con la fiocina. Il pesce spada maschio non può vivere senza di lei, si fa ammazzare, si fa prendere, dicendo. E quello incomincia a... Ma poi c'è la storia dell'asinello, impiegato nel lavoro in miniera per la raccolta, che ne so, dei minerali, del carbone, vi dicendo, puoi immaginare, fa la stessa vita di merda che fa il minatore. L'asinello, che è una figura, diciamo, quindi è sotto forma metaforica. Però tu pensa l'asino impiegato nelle miniere, l'asino impiegato nella prima guerra mondiale, l'asino che addirittura compare nella mangiatoia insieme a Gesù. Quindi Modugno non è quel cantante che a noi sembra chiassone, vi dicevo, è un grande intellettuale, tant'è vero che Pasolini per primo sentì lui per condividere canzoni, i suoi testi in musica, sapendo di essere capace a scrivere della musica, si rivolse a Modugno. Quando già erano arrivati i cantacronica, quindi voglio dire, Pasolini avrebbe potuto rivolgersi anche ad altri musicisti, si rivolse per primo a Modugno. Questa è la genesi del cantautorato. Tu a tua volta sei un cantautore. Sono un cantautore, diciamo così, ecco, questo è un altro discorso che poi faremo subito dopo. Sono un cantautore fieramente appagato nella sua dimensione, perché ho avuto un quinquennio a Berlino nel quale, ecco, ho avuto tante soddisfazioni dal 99 al 2003. Ho avuto questo quinquennio. Quando stava rinascendo Berlino in pratica? Sì, era una città per ragazzi, io mi sono portato lì proprio perché si diceva fossimo, cioè i musicisti fossero una razza tenuta proprio in, come si fa per i panda, ecco, in estinzione, quindi venivamo aiutati in tutti i sensi. Io ci ho creduto, sono andato ed era quasi vero, ecco. Per esempio c'era il Kustradins, che era l'ufficio di collocamento dell'artista. L'assicurazione medica che ad un padre di famiglia costava 400 marchi al mese, 400.000 lire, perché un marco era 1.000 lire. 400 marchi al mese a me costava 80 marchi. Quindi effettivamente c'era Assolutamente, io ho fatto una vita allucinante, guadagnavo un sacco di soldi
e facevo la vita che sapevo fare, il mio mestiere. A me bastava avevo proprio un telefono con la segreteria telefonica attaccata al muro, telefono rosso, me lo ricorderò per tutta la vita che mi ha dato da mangiare. Io ricevevo tutte le cosiddette date lì, Antonio da me, che ne so, Vanzè, Tony, Cardera, Avanza, erano quasi tutti italiani, quelli che avevano i ristoranti, i luoghi di... Tra questi qui c'era, che ne so, il Kusladins che dice signor Antonio deve partecipare al carnevale di Kreuzberg, carnevale etnico, ok, quello è un concerto grosso, quindi andavo a fare il concerto grosso con la band, il concerto piccolo nel locale, il concerto al supermercato, alla KDV, o altrimenti nei grandi alberghi, Hilton, il Kempinski. Al Kempinski suonavo sempre, sì. Poi tra l'altro il tedesco è terribile, cioè pianoforte prima del concerto sotto il bicchiere che ti mettevano per bere l'acqua, c'erano già sotto i soldini, l'assegno, non si... Il non dovevi fare Vilpecunio. sì, ma mai più visto in vita mia, ovviamente. E dopo che tu comunque hai vissuto la vita da cantautore, dopo che hai suonato in tantissime parti Sì. d'Europa, cos'è che ti ha spinto poi a raccogliere questi tuoi pensieri e a condensarli, sintetizzarli all'interno di un volume? Io Cantautore è attualmente disponibile nel market di Amazon. Sì, Amazon Kindle perché poi l'editore interessato ha dei tempi giustamente editoriali, quindi lo deve vedere, deve fare le correzioni di bozze, vi dicendo io invece voglio uscire perché è 1 anno e mezzo che ho scritto sta roba qua, non posso E più, quindi, certo. ecco, lo voglio pubblicare, voglio andare, soprattutto voglio andare a suonare. Tant'è vero che ho 4 date che mi sono state prodotte in Sì, teatro. infatti se posso Sì, interromperti, e lo ricordiamo, il 30 di questo mese nel Teatro di Nî alle 19:30 eccoli qua. e Guarda. io Cantautore verrà presentato in occasione di una serata che non sarà soltanto una presentazione del libro, ma sarà un È un recital, recital, sì, 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 nel sì. quale Antonio si esibirà. Lo stesso libro è stato scritto perché io mi rimettessi a macinare le tavole del palcoscenico, perché insomma è un bel po' che non suono e francamente per un musicista non è bello, ecco. Non è bello, certo, No. poi soprattutto per una persona abituata al contatto col pubblico, Esatto, sì. chi si esibisce sa benissimo che è una droga, una sorta di droga. Io ho smesso di suonare nel 2016 semplicemente perché avevo trovato un lavoro che secondo me doveva essere definitivo, ecco. Mi sono illuso che fare il lavoro che mi avevano incaricato di fare, ero il direttore di una rivista di economia a Torino, quindi giravo l'Italia, cioè niente, non ci stavo neanche più pensando di suono, perlomeno avrei rimandato. Però poi è arrivato un signore che si chiama Covid, ecco, quindi l'azienda per la quale lavoravo ha chiuso terribilmente, mandando a casa E tutti quel quanti. signore non è stato molto simpatico neanche con i musicisti. Capito, quindi capisci benissimo il momento che abbiamo vissuto e sia, ecco, io quindi non avevo scampo né come giornalista né come musicista e niente. E ci puoi anticipare qualche contenuto di questo tuo volume? Sì, i contenuti che io ritengo più interessanti sono quelli che il volume ovviamente mi dà l'occasione di fare un recital, l'abbiamo detto. Io suono le canzoni degli autori, ma soprattutto prima trasmetto la mia personale interpretazione di significati, di storie, come sono nate le canzoni, perché sono nate, quali erano i fattori esterni che contribuivano al successo delle canzoni. Queste cose qui, siccome io me le sono digerite dall'età di 12 anni, ecco, è dall'età di 12 anni che io ascolto Guccini, De André e Tenco, dicendo, sono diventato musicista grazie a loro. Ecco, quindi cosa succede? Che a me interessa e piacerebbe trasmettere la mia personale interpretazione, per esempio, dei significati delle canzoni, di come hanno avuto i loro successi, che ne so, canzoni che sono diventate poi iconiche, insuperabili. Pensate a Cocciante con quella canzone che poi dice adesso siediti, A Bella senza anima. bella senza... Che se uscisse oggi sarebbe oggetto di tempeste social, per essere eufemistici. Esatto, ma anche all'epoca è stata una canzone apparentemente docile che parlava di... ma nella quale la censura di Stato, che all'epoca era, se non sbaglio, ancora controllata da Anderotti,
aveva letto un retroscena un pochino morboso, che in effetti C'era. c'è. Allora, praticamente la storia di una sodomizzazione, ecco, grosso modo. Quindi cosa succede? Che questi qui hanno bloccato la canzone. Ma ogni volta che la censura bloccava qualche canzone, cioè censurava il brano, come per incanto il brano andava più forte. Era un Perché erano anni, successone. era un successore, perché erano anni in cui la gente L'effetto cercava... Scurati Sì, per fare un riferimento ai giorni attuali. bravissimo. Cosa succedeva? Che la gente, cioè soprattutto i giovani, uscivano da un contesto di secolare, invece era proprio roba che si teneva nei primi 20-30 anni, secolare e atavica, diciamo così, chiusura mentale. Quindi ogni sciocchezza che andava fuori dai canoni, che ne so, delle canzoni di Nilla Pizzi o di Luciano Tajoli o di Claudio Villa, Gran Binario, triste e solitario, tu che portasti via col treno dell'amor la giovanezza mia. Insomma, invece se si presenta uno come Guccini che ti dice, che ti fa l'avvelenata, questo qui che ti parla di una sodomizzazione e poi chiede alla ragazza, in poche parole, sodomizzata da altri o da lui, questo non è dato capirlo, anche se le canzoni di Cocciante sembrano scritte da un perdente cronico. E viene lasciato e la pivella se la fanno gli altri, vi dice un mischino, proprio un disgraziato. Sì. Quindi questa pivella, tu immaginati, gli dici vabbè, adesso abbiamo fatto questo atto osceno, adesso siediti su quella sedia, è ovvio che quella lì ti dice commenti, prima mi struppi, poi mi vesti, no, non mi siedo nella seggiola. Quindi tutti questi aneddoti, queste interpretazioni delle canzoni esistono veramente. Ora, questa è una canzone minore rispetto a canzoni come Generali De Gregori, come, che ne so, Il sogno di Maria, ecco, di Fabrizio De André, che io la metto in confronto ad un certo punto del libro, spero di trovarla subito, ecco, questo sono io quando avevo 14 anni, e niente, ecco, facciamo vedere parliamo del Facciamo vedere segno Antonio età di 14 anni. 14 anni in Piazza Giovanni. Ecco, quando io faccio un paragone tra una canzone di De André, che è Il sogno di Maria, e una canzone di Linda Giuliani, mi sembra che si chiami, che era una canzone molto bella all'epoca, che faceva un successo eccezionale, e adesso non ricordo se era Serena, io ero serena, serena, da 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 da, come due rose dentro ad un bicchiere, una canzone meravigliosa che a me piace personalmente. Però come fai a paragonarla ad una canzone come Il sogno di Maria, in un album concettuale che si rifà ai Vangeli apocrifi, ai Vangeli arabi dell'infanzia di Maria? Cioè De André era uno studioso, un sociologo, un filosofo che affondava proprio il suo studio su materiale importantissimo. Non sono neanche più canzoni, sono delle opere d'arte, dei trattati che non trovano contesto. Ecco perché i cantautori non vanno a Sanremo. Tra l'altro, se posso aggiungere un dettaglio in riferimento ai 4 punti che fanno cantautore che tu hai menzionato Sì. all'inizio, tra l'altro De André viene giustamente considerato un grande poeta, ma De André aveva anche una notevole preparazione musicale. Sì, era un grande musicista. Un grande musicista, dico, anche semplicemente cantare la canzone di Marinella accompagnandosi alla chitarra richiede un senso del tempo. Senza ombra di dubbio. Quasi da cantante progressive. Sì, come no, era molto amato dal prog. No, perché di solito, di solito si tende a dire che il cantautore è tutto testi e niente musica. Questa era una cosa che disse proprio il grande Sergio Endrigo. Sergio Endrigo era convinto, dice, il cantautore deve farsi perdonare il fatto che fa una musica di merda, i testi quindi devono essere belli pieni. Invece, secondo me, successivamente i cantautori sono stati anche dei grandi musicisti. Lo stesso De André è stato un grande ricercatore della musica etnica. Secondo me più bravo di lui era il figlio, Cristiano. Sì, che in tanti sottovalutano, perché purtroppo è giusto così, non è che è come Strauss padre e Strauss figlio. Il padre è il gigante, il figlio, vabbè, sì, De André, c'è il cognome, no, non è di Aici, è un enorme musicista, tant'è vero che bravissimo polistrumentista, ma anche la sua produzione, la produzione di De André, che è una scaramante, questi album più o meno concettuali che ha fatto lui, non sono affatto male, ma sono dei brani veramente importanti. Il livello del padre, purtroppo adesso culturalmente non sappiamo valutarlo, perché
De André, cioè, non è che puoi diventare De André dallo giallo. Però, insomma, come musicista, secondo me, Cristiano, insomma, gli fa, non dico 5 una figurina, però pari e patta al padre, ecco, secondo me è più professorino. Ecco, restando su questo salto generazionale, c'è qualcuno che attualmente possa essere definito un cantautore? Sì. Attualmente Giovanni Truppi è uno che io adoro veramente, ma cantautore perché non indulge, cioè non si fa fregare dal mercato. Lui scrive quando ha qualcosa da dire e qualcosa da dire lo sa dire, non è una mediocre. Ecco, c'è una canzone che tra l'altro sicuramente è ispirata ad una precedente brano di Claudio Lolli, di Giovanni Truppi, che è intitolata Borghesia, e che io dalla regia, se possibile, inviterei a mandare un brano perché è una cosa micidiale. Ecco, quello è veramente un cantautore, poi ti dirò gli altri. Ok, consentimi una domanda provocatoria. Ci ricordavi prima che l'elemento caratterizzante il cantautore è l'avere un messaggio Sì, nel cuore della canzone, è fondante, è fondante. fondante. Ora, pur con tutte le totali differenze musicali, generi come la trap, l'hip hop hanno messo il messaggio, poi si Sì, può discutere sulla qualità del messaggio, però hanno messo il messaggio al centro della canzone, a dispetto anche degli elementi musicali. È possibile ipotizzare che da qui a qualche anno magari l'hip hop, la musica trap o comunque la musica giovanile attuale potrà assolvere il medesimo ruolo che in passato è stato ricoperto dei da cantautori. cantautori? Allora, non è cantautorato, perché se salta uno degli elementi, per quanto riguarda la mia convenzione, poi ognuno si fa il suo libro come vuole, a sua immagine, però la mia convenzione prevede il fatto che tu sappia suonare, sappia, non che sia solo un bluff, perché se vai lì a suonare la trunfano, vabbè. Certo. Allora, se tu sai suonare e suoni, se tu scrivi la musica e riesci a cantarla, ok, ed è un messaggio, ecco 4 elementi, sei un cantautore. Ma se tu dai il messaggio e non sai suonare un piffero, cioè nel senso puro del termine, o se dai un messaggio e non hai una melodia, non componi niente, e questi grosso modo gli mancano 2 elementi su 4, non sono cantautori. Cantautori, cazzo canti, se non canti non sei un cantautore, sei un autore di qualsiasi, anche che ne so, faccio per dire, Ungaretti sicuramente ha scritto delle poesie micidiali, fra le più importanti a livello universale, però mica cantava. Tant'è vero che era innamorato e forse insomma era innamorato di Vazzanicchi perché lei aveva queste capacità vocali per cui era per dirti, no? E quindi se non canti non sei un cantautore. Sarai un autore, ma non sei un cantautore. Poi se un domani questi possano più o meno sostituire quello che facevano i cantautori sessantottini, io ne dubito fortemente, perché sono innanzitutto autoreferenziali, si guardano l'ombelico e parlano di loro stessi, tant'è vero che spesso fanno riferimenti alla vita che fanno, ai quattrini, io poi tra l'altro non ho mai visto un rapper o un trapper che si dia morto di fame, un dilettus milionarius, cioè quello che si compra il Porsche, quell'altro che mentre vede che quello si compra il Porsche, lui si compra il Ferrari, dopodiché allora si scorriano il Ferrari. È un mondo effimero che secondo me non può funzionare perché non c'è un disegno nel quale accomunarsi. Perché i cantautori sono nati? Questo bisogna dirlo, perché così ti accorgi. Sono nati perché sono la prima vera generazione di italiani che ha studiato. Quindi i cantautori erano colti, erano figli di gente altoloccata spesso, Venditti era figlio di gente altoborghese. Ma secondo te la loro esperienza nell'Italia dell'epoca era sovrapponibile a quella, che ne so, penso dei Bob Dylan, dei Joan Baez o Certo, di tant'è vero che Donovan? si riferivano molto a questi, perché questi c'erano arrivati. Pensate al paradosso, Bob Dylan anagraficamente non è mica il più vecchio, mi sa che è il più grande Guccini di Bob Dylan, eppure Bob Dylan è del Guccini, 41. figurati, Guccini è del 40, quindi Guccini diciamo che è coetaneo, ma anche addirittura più grande di un anno. E Bob Dylan è sempre il primo in assoluto, cioè si riferivano a lui, capito? Bob Dylan ha incominciato a cantare che era un bambino,
Quindi loro, i De Gregori, si riferivano a Bob Dylan. A parte che Guccini ha avuto una carriera, diciamo così, a più strati. La prima era quella del musicista da balera che si rifaceva a Peppino Di Capri, perché Peppino Di Capri sapeva suonare sul serio, aveva una band un pochino come Buscaglione o come Carosone, suonava nelle balere, il rock and roll. Anche De André, se non sbaglio, ha fatto un passaggio simile. Sì, sì, De Andrea addirittura suonava la leggenda, ma penso che sia vero, suonava addirittura con Berlusconi nelle navi, con Tenco, ecco. Quindi diciamo che le loro carriere, a seconda delle zone che frequentavano, sono anche incrociate spesso, no? Pensiamo a Iannacci con Gabber, con Celentano, con Don Bacchi, pensiamo quindi invece a Lucio Dalla con Piero Angela, Chet Baker, cioè era una fucina. Ecco, in pochi sanno che Franco Battiato è stato scoperto curiosamente da Giorgio Gabber, perché Battiato andava nei locali dove c'era Gabber, anche al derby di Milano, a fare il siciliano. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica, capito? Battiato, tu te lo immagini Battiato che va lì a fare il siciliano, e questo però si è accorto, nonostante questa acerba insieme di esibizioni, che c'era qualcosa in lui che era micidiale, e l'ha presentato ai vari produttori, ecco. Sì, è singolare vedere come oggi, dove tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale in Sì. qualsiasi parte del mondo, poi in definitiva questi fenomeni sono molto più a rilento, quasi Certo. cristallizzati, mentre in passato, in cui non c'era tutto questo, non c'era, la fluidità delle idee, delle esperienze artistiche era molto più intensa. Ripeto, perché nasceva da un disagio appena compiuto. La società era a immagine e somiglianza, a misura, ecco, più che altro, a misura di adulto. Il giovane non contava un cazzo, si può dire cazzo, Sì, tanto le elezioni l'hanno. Okay. Quindi il giovane, quando non conta un cavolo, si vuole riprendere qualcosa. Ecco, l'errore che hanno fatto questi signori, i nostri, diciamo così, genitori, i nostri, quelli di Guccini, quelli di Venditti, che Venditti potrebbe essere mio padre, però il padre di Venditti, l'errore che ha fatto, così tra virgolette, il padre di Venditti come il padre di tutti quanti gli altri, è fare una società nella quale hanno reso la scuola pubblica obbligatoria e l'università d'appannaggio di chiunque. Questi hanno studiato, quindi non li prendevi più per il culo, hanno capito che cos'era la guerra in Vietnam, in Corea, capito? Hanno incominciato ad aprire la mente, hanno incominciato a sviluppare quello che oggi nessun bambino sviluppa più, lo spirito critico, perché avevano dei genitori da criticare, da sputtanare. Ecco, io vorrei che mio figlio mi sputtanasse, non che fosse sempre asservito. Sì, babbo, faccio quello che voglio, che vuoi tu. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a giocare a pallone, che figo. Magari quello lì voleva giocare tantissimo a trunfo, ma non lo so. Fatto sta che questi hanno sviluppato uno spirito critico perché avevano dei genitori pezzi di merda. Oggi i genitori sono amici, sono amiconi, sono fratelli, empatici. sono empatici, e quindi i ragazzini non sviluppano questo spirito critico. Ecco perché i trapper, secondo me, non diventeranno mai cantautori del domani. Questa tua riflessione sul genitore pezzo di merda, Beh, nemico dei propri figli, mi fa pensare a quell'affermazione che aveva fatto Frank Zappa sui produttori. Diceva la musica progrediva si sperimentava di più perché ai produttori interessava soltanto fare i soldi. Bravo. Non gliene fregava niente. Una volta che sono entrati nel processo creativo anche i produttori, la musica è peggiorata. Certo. Cioè, tu pensa che il titolo del mio libro è proprio quello, io cantautore, perché forse l'ho anche detto, non rischio di ripetermi. Comunque, Io Robot è un romanzo universale di Isaac Asimov, Isaac Bonodush, comunque questo grandissimo autore di fantascienza, che aveva teorizzato le tre leggi della robotica, no? Sino al punto che un robot doveva comportarsi come diceva l'uomo. La quarta legge della robotica era che il robot non avrebbe mai dovuto ribellarsi all'uomo, quindi già sottintendeva il rischio, il pericolo. Il cantautore deve ribellarsi alle major, perché le major cosa facevano? Io sono il produttore. Tu cosa hai scritto? Ho scritto sta canzone meravigliosa. Ok, dammela. Tu, paroliere, vieni qui, metti le parole a questa canzone. Ma come, ci sono già le parole? Ah, è una cagata. Le fa lui. Ok. Poi tu, cantante, Claudio Villa, con questa voce, sei il migliore in assoluto, canti tu. Quindi quello faceva il coso, la musica, quello la musicava. L'unico che faceva quattrini era Claudio Villa. Ma
poi vuoi mettere la frustrazione di uno, per esempio, che scriveva una canzone e si chiama Fabrizio De André e doveva rinunciare a mettere i contenuti spettacolari che faceva lui per far cantare questa canzone, che ne so, ad un autore snaturata, censurata. Ecco, a De André è andata bene perché la canzone gli ha cantata Mina ed è rimasta la canzone che era, ritoccata però decentemente. Ma a uno come Guccini che scrive Dio è morto, chi è che le avrebbe cantata la canzone? Ma chi? Certo. Nessuno. Le hanno cantate, infatti Sarebbe diventata Zio è morto. Esatto, Zio è morto. Quindi cosa succede? Che i nomadi che abbracciano il progetto di Guccini, altri autori che, come abbiamo già detto la nostra cara Mia, vi dicendo che riescono ad intuire l'importanza dei cantautori, li sdoganano e li traghettano, li trascinano verso il successo. Muoiono gli interpreti. Secondo te una fase del genere sarà ripetibile in futuro o non c'è più speranza? Beh no, ormai le major non contano più niente, neanche loro, cioè non è che non contano più niente, oddio, però non si vendono più dischi. Non si vendono più dischi, certo. Quindi io ricordo l'età che ho, per fare un disco di platino ci voleva 1 milione di copie vendute. Che adesso 50.000, 50.000 copie, cioè il disco di platino, cioè per poco non le fa il cantante di Perdas de Vogue, magari gli va bene una hit e via. Certo. Quindi i soldi bisogna tirarli fuori in altro modo. Quindi, insomma, tutto lì, ecco. La SIA è, per l'amor di Dio, è un dramma. È un dramma, certo. Esatto, perché la gente non sa che la SIA è, ma lo dico proprio a cuor sereno perché lo posso dimostrare con milioni di carteggi. La SIA è per i piccoli autori, per esempio come chi vi parla, non ha il minimo rispetto, cioè quello che io produco come autore viene redistribuito tra gli autori che producono più proventi. Ciò significa che è quel famoso sceriffo di Nottingham che fotte le tasse ai più piccolini per far arricchire i grandi. Ecco, è una cosa assurda. Una sorta di 8 per 1000 applicato alla... Sì, cioè io faccio che ne so, ho fatto delle trasmissioni televisive che sono durate per anni, avevo le sigle, per esempio, della rassegna Stramba, la sigla d'apertura, la sigla di chiusura, ok? 3 volte alla settimana. Tu immaginati per 7-8 anni, quante migliaia di volte andate in onda? Tu hai mai visto una lira di SIAE? E a un certo punto io ho scritto, ma scusate un pochino, come funziona questa? No, ma le piccole emittenti locali, noi non possiamo raccogliere le informazioni relative ai diritti delle piccole emittenti locali. Facciamo un calderone e poi le ridistribuiamo a quelli che producono più proventi. Ma che cavolo di roba è questa? Ma io, guarda che se non potete controllarle voi, ve le mando io le informazioni. Mi viene in mente un certo paroliere, ma su questo meglio non approfondire. Sì. Bene, Antonio, ti ringrazio di essere passato a trovarci e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per il... Allora, ricordatevi il 30. Domenica 30 giugno. Domenica 30 giugno alle 19:30. Teatro di Ni. Sì. Bellissimo teatro, tra l'altro. Sì, è un teatro che sta facendo cultura a dispetto di tante iniziative invece pubbliche che non ne fanno per niente. In via Molise. Sono nati spontanei. Ragazzi, tenete presente che dovete procurarvi i biglietti prenotandoli a questo numero. Massimo, risponde Massimo, che è la persona che si incarica di prendere le prenotazioni. Sì, al telefono, semplicemente al telefono o poi anche WhatsApp. Sì, il prezzo è assolutamente popolare, sono 10 euro. È una serata molto divertente perché io racconterò tanti aneddoti, canteremo insieme le canzoni di cui parlerò, racconterò cose accadute sul serio, ecco, a me insieme ai cantautori o altrimenti cose che ricordo successe durante i concerti, che ne so, il concerto di Dalla che inizia a mezzanotte in punto perché c'è stato il disguido della Tirrenia, c'era lo sciopero, quindi la nave anziché arrivare al porto di Cagliari è stata dirottata ad Olbia, quindi Dalla si è messo a intrattenere la gente nel frattempo che montavano il palco. È successo di tutto e di più. Io ho avuto giusto la fortuna e la prontezza di annotarmi queste cose. Perché? Perché ero animato da una passione probabilmente anche sconsiderata che non tutti hanno avuto, o perlomeno in pochi abbiamo avuto. Quindi venite che è divertente e via. Ecco, buona musica. Grazie Antonio, grazie agli ascoltatori, grazie a Roberto De in regia.